L'annunciato ben servito è arrivato il 15 giugno, lo sciogliete le righe e per sempre. Le truppe si ritirano, sono quelle delle province regionali della Sicilia. La lettera che sancisce la fine degli enti è stata notificata via posta ieri dall'assessore alle autonomie locali Patrizia Valenti, proprio ad una manciata di giorni dalla scadenza naturale del mandato. Presidenti, giunte e consigli provinciali con le valigie in mano, allora anche ad Agrigento, pronti per dire addio alle istituzioni che fin qui hanno rappresentato. Dal 16 giugno arriveranno i commissari nominati dalla Regione che avranno il compito di traghettare le province fino al 31 dicembre di quest'anno, quando poi, varata la riforma da parte dell'ARS, dovrebbero insediarsi i liberi consorzi fra i comuni. E l'ufficializzazione della data è piombata ieri sera nell'aula Giglia durante i lavori consiliari. Resta giusto il tempo dell'ultima seduta, quella di commiato, nel corso della quale, spiega il presidente dell'Assemblea Dino Buscemi, faremo il consuntivo delle attività svolte in 5 anni. Nessuna particolare reazione comunque, d'altronde si trattava di una morte annunciata, semmai adesso si conosce anche il giorno preciso dei funerali. Ora i giochi si spostano sul colore della casacca politica di colui o di colei che dovrà assumere le redini in mano degli enti. Le manovre sono in corso. Il presidente Crocetta disporrà da solo o terrà conto di alcune variabili territoriali che nella città dei Templi, ad esempio, si chiamano MPA perché è il partito del presidente della provincia uscente d'Orsi, o PDL che è il partito del ministro agrigentino Angelino Alfano. Ancora qualche giorno e vedremo.